Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Signore e signori, buon pomeriggio da parte di Franco Segreto. Oggi non c'è la nostra amica carissima Silvia Giulianelli, che salutiamo perché è a casa colpita dall'influenza. Carmen, la vuoi salutare pure tu? Sì, ci tengo tantissimo a salutarla, cercheremo di far sentire meno possibile la sua mancanza. Benissimo, allora Silvia, in bocca al lupo, auguri di pronta guarigione. Oggi parleremo della vittoria del Crotone per 1-0 con gol di Simi contro il Bologna ieri all'uscita dopo 5 sconfitte nelle ultime 6 giornate. Crotone che rialza la testa, un po' di ossigeno, mister, un po' di ossigeno per le casse rosso-blu, no? Per la classifica della formazione di Zenca. Comunque io vado a presentare gli ospiti, ho fatto vedere prima Carmen Artusi, grazie per aver accettato l'invito e con noi. Grazie a te per avermi invitato. Di Cosenza Channel, già allenatore del Cosenza Calcio, Gianluca Gagliardi. Grazie. Salve, Gianluca per essere con noi oggi pomeriggio. Poi abbiamo l'attaccante del Rende, colui il quale è il capocannoniere della squadra di Bruno Trocini, 5 gol al suo attivo, e con noi Riccardo Rossini. Grazie Riccardo. Salve, buonasera. Grazie per essere intervenuto. E il nostro Aldo Cennamo, che oggi ne avrà ben donde, perché carico, salve. ne avrà per tutti, ma ci sono tante di quelle cose, la polemica di Noto, il Catanzaro, perché è andato in curva, tantissimi messaggi, tantissime email, cara Carmen, e poi cercheremo di fare chiarezza, perché prima di andare in onda abbiamo sentito il responsabile della sicurezza del Cosenza Calcio, Luca Giordano, il quale ha rilasciato anche una dichiarazione all'Aggi e ha detto le cose come in effetti stanno. Noi racconteremo poi i fatti. Io direi comunque di partire dal Crotone, come dicevo prima, e poi daremo ampio spazio a quelle che ne sono state le gare della Serie C. L'unica squadra a formazione calabrese che ha vinto ieri è stato il Rende, rappresentato qui, dicevo, da Riccardo Rossini, il suo cannoniere, con 5 reti. Il Rende che aveva battuto il Matera di Auteri in trasferta per 1-0. Poi la Regina, Inoi, si è messa veramente male in classifica, Carmen. Purtroppo sì. Perché ha perso in casa contro il Lecce per 1-0, e poi questo scialbo, brutto 0-0 tra Cosenza e Catanzaro. E fra una mezz'oretta circa avremo poi al telefono anche il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Vedremo quello che ci dirà, quello che vuole in peggio. Allora, facciamo un primo giro sul Crotone, questo Crotone che finalmente ha preso un po' d'ossigeno, dicevamo. Meno male, il risultato di ieri del Crotone è stato importantissimo, quasi forse imprescindibile nel momento in cui si vuole restare in partita per la lotta salvezza. E il Crotone ha un motivo per sorridere in più, perché oltre ai 3 punti che ha conquistato sul campo si può giovare dei risultati delle dirette concorrenti che vanno a suo favore, perché c'è stato il pari della SPAL, le sconfitte per quanto riguarda il Chievo ed il Cagliari. Quindi, non parlare del Cagliari, che è la mia squadra mi sta facendo soffrire oltre misura, non parliamo del Cagliari. Io sono per l'esonero di Lopez, però lì il presidente Giulini, andiamo tutti in ritiro, ma non si risolverà nulla, caro presidente Giulini, il Cagliari non risolverà nulla, e tra coloro che non sono sospesi, ma andrà giù, vai. No, e quindi adesso è vero che rimane sempre al terzultimo posto, però questa casella la divide con la SPAL, e in più, come dicevo, Chievo e Cagliari, che sono le squadre immediatamente sopra, iniziano ad essere a una distanza un po' più ravvicinata. Sentiamo mister Gianluca Gagliardi, finalmente la vittoria a 3 punti pesantissimi del Crotone contro il Bologna di Donadoni. Sì, fondamentali sicuramente, ma anche, diciamo, difficili, perché veniva da un po' di tempo di prestazioni e risultati negativi, soprattutto l'ultimo a Torino, e quindi non era facile dal punto di vista morale affrontare comunque una squadra che è sempre ostica, perché Donadoni fa sempre giocare le squadre sue per vincere anche fuori casa, e non è mai semplice. Invece il fatto di averlo anche con il minimo risultato significa che la squadra ha fatto bene in entrambe le fasi, ha rischiato pochissimo e ha portato a casa 3 punti vitali. Rossini, che vogliamo dire di questo Crotone? Sarà un finale di campionato thrilling, no? No, io lo spero. Batticuore. Lo spero, perché quest'anno è la mia prima esperienza al sud e mi sto interessando anche Vogliamo a queste... dire, tu mi pare che l'anno scorso anno eri nel Piacenza. Nel pro Piacenza, sì. E poi eri stato la Gian Erminio. Gian Erminio. Sì.
Quindi quest'anno è la prima tu sei esperienza. milanese di nascita? Sì. Sono nato a Milano e cresciuto a Milano. Quindi dicevi che è il tuo primo anno di esperienza Sì, qui al al sud. sud e Come ti stai comunque trovando? Benissimo, davvero. Non pensavo, però davvero bene. Hai riscoperto il sud? Assolutamente sì, bellissimo. Comunque quindi spero del Crotone? che il Crotone comunque porti la salvezza, cioè raggiunga la salvezza il prima possibile, anche perché ho parecchi compagni di squadra che tifano a Crotone. Quindi... ci mancherebbe, la maggior parte sono di là, no? Esatto, Chi di Isola esatto. Caporizzuto, chi di Esatto. vicino, chi del Crotone. Quindi E qui speriamo anche sarei contento anche per loro. Anche noi, come dice Aldo Cennamo, da bravi calabresi facciamo il tifo per il Crotone di Zeng e del presidente Vren e del DS Peppursino, che salutiamo perché so che quando sono in città poi ci osservano e ci guardano. Aldo Cennamo. Ha fatto 3 punti importanti ieri, una partita non era facile col Bologna, perché il Bologna è una squadra che sa giocare a calcio, ha anche un ottimo e bravo allenatore. Fare 3 punti era difficile. Poi sa, lo stato d'anima quando sei terzultimo in classifica, quando vai in campo il pallone pesa notevolmente. Il Crotone è riuscito a fare questi 3 punti, però il Crotone deve incominciare a fare punti fuori casa. Io ho visto il calendario che il Crotone ha in casa molto difficile. Già da domenica a Genova, secondo me il Crotone deve assolutamente non perdere, mettere punti ancora in cascina, perché la SPAL è in una situazione molto ma molto positiva, da qualche giornata non pareggia e vince. Domenica alla SPAL c'è una partita anche difficile, quindi se il Crotone a Genova dovesse impattare con un pareggio o con una vittoria, probabilmente le porte della salvezza anche quest'anno. Io da calabrese mi auguro, e da tifoso del Crotone, mi auguro che questa squadra possa ancora il prossimo anno rappresentare la nostra Calabria in Serie A, perché ne abbiamo bisogno. Grazie Aldo, grazie. Allora Carmine, vogliamo andare a vedere quello che è successo ieri a 4 giornate dal termine in Lega Pro. Io direi comunque di ringraziare il nostro regista, come al solito Enzo Leonetti, Massimo Fino alla camera, e abbiamo Giuseppe Costanzo alla messa in onda. Se Enzo Leonetti è pronto, io direi di andare a leggere quello che è successo appunto ieri per quanto riguarda i risultati, poi Carmine li commentiamo. Sì. Vuoi leggerli tu? Sì, certo. Casertana batte Sicula Leonzio, no, scusate. 1-1, forse non vedi bene. È un po' lontano, ricominciamo. Il monitor è lontano. Allora, Casertana Sicula Leonzio 1-1, Catania Juve Stabia il posticipo posticipo di questa sera. Cosenza Catanzaro l'abbiamo detto 0-0, Fidelissandria batte Acragas 1-0, il Rende a Matera vincitore per 1-0, Monopoli Bisceglie 2-0, Fondi Paganese 4-5. Questa è una partita dei tennis. Infatti. Regina Lecce, l'altro risultato che commenteremo tra poco, il Lecce vincitore per 1-0 a Reggio Calabria, Francavilla Trapani 2-0. Francavilla Trapani 2-0, andiamo a vedere subito la classifica generale, perché è di questi minuti la notizia che al Matera sono stati tolti altri 2 punti, quindi il Matera poi noi lo riportiamo qui a 47, ma in effetti di punti ne ha 45, poi vedremo in settimana che dovrebbero arrivare altri punti di penalizzazione per la formazione di Auteri. Vai allora, andiamo a leggere questa classifica. Il primo posto saldo per il Lecce a 68 punti, Catania e Trapani seguono a 63 con l'asterisco diciamo del posticipo di questa sera, Monopoli 48, Matera 47. Meno 2, 45. Esatto, per il momento meno 2. Juve Stabia e Rende 46 punti, Cosenza 45, Siracusa 44 punti, Sicula Leonzio e Francavilla 42 punti, Casertana 41 punti, Bisceglie 38, Catanzaro 37, Fidelissandria 35, Regina 32, Regina 33, Paganese 32, Fondi 26 punti e chiude il fanalino di coda Acragas con soli 10 punti. 10 punti, e qui c'è da dire una cosa, perché l'Acragas, signori miei, è già retrocesso, quindi ci sarà poi uno spareggio tra la penultima e la terzultima, quindi la quartultima si tirerà fuori. Quindi considerato che i punti sono maggiori di 8 e l'Acragas già dalla scorsa settimana è retrocessa, solamente terzultima e penultima faranno praticamente il play-out. Detto questo, io vorrei iniziare a parlare del Rende, caro mister. Perché? Perché è l'unica squadra, come dicevo appunto in apertura, che ha vinto delle calabresi di Serie C. E che facciamo? Vogliamo andare a vedere gli highlights, ce li facciamo commentare da Rossini e poi parliamo del Rende. Mister, che dici? Come dici tu. Come dico io. Allora, se siamo pronti dalla regia, anche perché abbiamo le dichiarazioni di Giorgio e di Bruno Trocini sulla partita, e poi commenteremo in studio con i nostri ospiti. Enzo Leonetti, allora andiamo a vedere quello che è successo ieri a Matera tra Matera e Rende. Grazie.
Ecco, un attimo, ci dicono dalla regia, aspettiamo, una bella partita comunque, possiamo partire Rossini, no? Sì, bellissima partita. Ecco qua, ecco qua. Il Rende solita maglia bianco-rossa, il Matera maglia celeste. Che impressione ti ha fatto questo Matera, Rossini? Molto forte, Sì? tecnico, gioca bene a calcio. Avete rischiato? Sì, diciamo che abbiamo rischiato, però credo che sia stata da parte nostra la partita più importante a livello di attenzione. Sì. Perché abbiamo creato anche abbastanza. Ma l'errore mio, che miseria. E qui riesce un difensore a mettere la palla praticamente in angolo. Vi ha pressato qui il Matera, eh? Sì, abbastanza, sì. Qui c'è un gol annullato per fuorigioco, mi pare. Sì, io lì non ci ho fatto caso perché ero davanti, però credo che sia fuori gioco. Sì, sì, sì. Infatti i giocatori del Matera hanno alzato tutte le braccia. E qui c'è un attacco praticamente dei giocatori del Matera, se vuoi commentare, c'è questo cross che arriva dalla sinistra. Di Livio, cross in aria e De Brasi E qui fa De Brasi è stato un'ottima bravo a parata. smanacciare. Sì, un'ottima parata. Mentre voi avete segnato poi, mi pare, intorno al 20° Adesso qua c'è della l'occasione ripresa. di Gigliotti che Sì. passa palla sotto le gambe del difensore, Gigliotti, arriva tu per esatto. tu e il portiere ci mette... Il portiere è stato bravo qui, a respingere la palla. Qui c'è ancora il Matera in avanti, il solito attacco dalla Giocavano sinistra. sempre con tre punte Sì. davanti. Davanti e poi spesso su e divivi i quarti, a sinistra. i quarti venivano su, attaccavano in tante Qui c'è un'altra parata del portiere del Rende De Brasi, il Matera che ancora spinge alla ricerca del gol del vantaggio, ma così non sarà. E la difesa poi si è comportata bene, c'è un tiro che finisce sull'esterno della rete. Vai avanti, puoi andare tu. Adesso qua c'è la conclusione di Gigliotti dai 30 metri. E adesso non mi ricordo. Qui ancora Matera, questo è di Livio? Sì, sì, sì. C'è un attacco sempre del Matera, un tiro col sinistro sempre e fuori. colpisce ancora una volta l'esterno della rete. E qui c'è Poi c'è il praticamente tiro un di attacco del Ricciardo. Viene Questo deviato sei in tu? angolo. No, è Ricciardo. Ah, Ricciardo che sì, ha tirato. Sì, sì, sì. Avevo fatto il passaggio io. Credo questa sia l'occasione del gol. Questa è l'occasione sì. del gol. No, qua è non la è conclusione di Ricciardo ancora alla limite Con dell'area. Ricciardo la palla si perde alla sinistra del portiere del Matera. E qui dovremmo arrivare insomma al gol poi partita che è stato realizzato da Gigliotti. Gigliotti. Sì, qua Vivacqua rientra, colpisce con l'esterno la palla destro, il portiere respinge. Ecco qua, Gigliotti. Vivacqua, l'esterno molto bello, il portiere non trattiene la palla E Gigliotti la ribadisce in rete. tapin, Quindi sì. diciamo che insomma vi siete difesi bene, poi nel momento in cui c'è stata l'opportunità avete sfruttato C'era anche parecchio caldo, quindi avete magari... sfruttato un po' di stanchezza e di calo praticamente dei giocatori del Matera. Eccola qua, rivediamo il replay. Qui è bravissimo Vivacqua con l'esterno in mezzo ai un esterno di difensori. Vivacqua, il portiere non trattiene, arriva Gigliotti e la piazza. Quindi 1-0. Abbiamo rischiato qualcosina alla fine. E vabbè, ma è normale perché poi c'è è stato stato questo annullato per forcing a loro un gol, è del stato Matera. annullato. Qui è Ha stato fatto un'ottima parata De Brasi. E De Brasi è stato bravo ieri. Sì, bravissimo. Qui ancora il Matera, un attacco sulla destra. Tiro che viene murato Qua da un giocatore del Rende. E qui ancora De Brasi. Sì, Nicola De Brasi ha salvato in extremis. Diciamo Credo che che sia qua l'occasione del gol in fuorigioco, esatto. Diciamo che forse alla fine il pari poteva starci da quello che abbiamo visto e da quello che ci hai raccontato. Sì, diciamo che a parte occasioni in confusione noi non abbiamo rischiato niente, se il primo tempo Torniamo in studio fosse Enzo finita Leonetti, 1-0, grazie. Diceva Rossini? Se il primo tempo fosse finita 1-0 per noi sull'occasione di Gigliotti non ci sarebbe nulla da recriminare. Però il calcio è questo, Sì, è vero. vince quando la palla... Per carità, sto dicendo che ho visto le occasioni da rete certo. che ha avuto il No, Matera, Matera- voi siete stati bravi sia col portiere De Brasi, Sì. sia con tutto il reparto difensivo aiutato anche dal centrocampo e dagli attaccanti. 3 punti importanti che arrivano dopo una serie negativa. Sì, quindi, un mese quasi. Un mese, come Tra diceva il pareggi, mister, sconfitte. che è rimasto molto contento per questi 3 punti. Allora facciamo il giro sul Rende, Carmen, partiamo da te. Allora, il Rende, come abbiamo commentato nelle scorse settimane, ha avuto un momento di calo fisiologico. Ovviamente qui c'è un diretto protagonista, magari ce lo può raccontare da dentro. Noi possiamo dire quello che abbiamo visto dall'esterno, abbiamo commentato dicendo che comunque ci poteva stare, ci stava tutto, visto il campionato che hanno fatto, visto
il traguardo raggiunto con largo anticipo, ma nonostante ciò, se è la squadra che ha fatto un determinato campionato, sicuramente non ci potevamo aspettare che non ritornasse più ad essere quella che è stata, e quindi si è visto ieri. E al tempo stesso entrambe le squadre che si sono affrontate forse vivevano un momento un po' turbolento per motivi diversi, ma il Rende è riuscito a non distrarsi per quelle che sono le vicende societarie. Magari noi non sappiamo bene che aria si tira a Matera, ma brutta. Certamente si sarà ripercossa, insomma, sul campo. Quindi questo è quanto. Sentiamo invece Gianluca Gagliardi. Per quello che abbiamo visto, penso che grande merito va alla squadra e all'allenatore in particolare, perché hanno preparato bene la partita, visto che i piccoletti del Matera, quindi Tiscione, Casoli, Sartori, lo stesso Di Livio, non hanno mai avuto l'occasione dell'1 contro 1 o di andare nella profondità, cosa che prediligono, e questo significa che la fase difensiva non ha dato questa possibilità e quindi ha lavorato benissimo. Altrettanto ha fatto nella fase invece di rimessa, perché il Matera fa un gioco chiaramente come storico con le squadre di Otere, prettamente offensivo, portato ad alzarsi tanto e si espone chiaramente alle ripartenze degli avversari, cosa che Rende ha fatto bene, sfruttando quelle che sono le negligenze dei difensori del Matera, che sono statuari, belli da vedere ma molto lenti e un po' avanti con gli anni, in modo particolare De Franco, cosa che già avevo notato qui a Cosenza. L'abbiamo vista adesso che nelle 2 occasioni di Gigliotti gli ha dato, diciamo, campo libero. De Franco ieri in effetti, insomma, qualche battuta a vuoto l'ha avuta. Se avuta. è vero che dopo il Matera ha avuto qualche occasione, è altrettanto vero che se c'era una squadra che meritava ampiamente il vantaggio per i tiri che ha fatto in porta era il Rende, insomma. Allora sentiamo Rossini, voi avete battuto il Matera sia all'andata che al ritorno, 6 punti, mi dicevi che comunque ti ha fatto una buona impressione rispetto alle squadre che avete già incontrato, quelle dei piani alti. Come collochi il Matera? Ma secondo me merita la posizione dov'è. Nel senso che abbiamo preparato bene con il mister in settimana, cercando di affrontare un 3-4-3. Sì, perché insomma venivate da un periodo negativo. Esatto, oppure un 4-2-3-1 abbiamo provato ad affrontare, perché loro possono utilizzare anche questo tipo di modulo. Voi siete scesi in campo invece con il 3-5-2. Sempre il solito 3-5-2. Sì, 3-5-2, sì. Sapevamo che era una partita a cui dovevamo soffrire, perché comunque loro attaccavano in tanti. Però se si attacca con tanto organico, poi dietro magari lasciano qualcosa, e abbiamo sfruttato al meglio questa occasione. Vincere a Matera poi non è da tutti, perché come diceva mister Gagliardi, il Matera è una squadra che attacca, insomma, ti mette alle corde. Ci voleva dopo un periodo così, ci voleva tornare alla vittoria. Vittoria importante, Aldo Cennova, vittoria importante per Bruno Trogi e per il presidente Coscarella, che ho sentito stamattina e che salutiamo, che in effetti insomma colloca il Rende lì in alto, in un'ottima posizione di play-off. Vedere giocare il Rende è un piacere, vedere giocare invece la squadra del cuore, ne parliamo dopo, è veramente una delusione totale. Le dolenti note poi fanno parte dell'altra. È una noia, diciamo che è una noia. Mentre il Rende, anche perché ha un'ottima organizzazione dal punto di vista tecnico, Brunello è un allenatore ormai lanciato in alte sfere, secondo me, perché se lo merita. Rende ha fatto bene, ha costruito una bella squadra con giovani interessanti, con persone anche di un certo spessore, è riuscito ad attorniarsi da persone capaci, che sanno di calcio, masticano calcio da tanti anni, e questo è il risultato del Rende. Poi può avere anche qualche battuta a vuoto, ci mancherebbe, una squadra giovane, una neopromossa in questa categoria che ha qualche battuta a vuota, non deve suscitare l'ira di qualche tifoso sprovveduto che subito fa il gradasso e grida allo scandalo. Può anche perdere una squadra, allora quando si perde bisogna avere la capacità di sapersi gestire, e il Rende è una squadra che quando va in campo dà l'anima, sia in casa che fuori casa. Poi la perde, la vince la partita, ma certamente la stragrande maggioranza dei tifosi sono soddisfatti di questo campionato. 46 punti, mi pare, o 47. Adesso 46 insieme alla Juve Stabia. Sesto posto in condivisione della Juve Stabia. Playoff quasi ormai matematici,
Che si può dire di più? Sono bene. Mi auguro che altri programmeranno e faranno come hanno fatto a Rennes. Io volevo chiedere a Rossini una cosa, tu hai giocato col Gian Erminia 2 anni fa e l'anno scorso col Sempre Piacenza, il girone a nord. quindi i gironi diciamo del nord. Che differenza hai trovato tra appunto il girone C, dove militi quest'anno corrente, e il girone del nord? Secondo me qua i ritmi sono più elevati, nel senso... Qui al sud? Sì, assolutamente sì. Lì è più tecnica forse? Sì, esatto, però credo che quest'anno, almeno per quest'anno, il campionato più difficile è il girone C, in assoluto, per l'organico di tutte le squadre, Cosenza, Lecce, Catania, Trapani, stesso Ma Matera. sei d'accordo su qualche addetto ai lavori che dice che questo campionato è men che mediocre? Il campionato del girone C? Io non penso. Non pensi? Io non penso, cioè magari... Cioè livellato più verso il basso, molti lo sostengono. Secondo me no, bisogna stare in campo per capire certe cose. E Magari tu in campo cosa hai capito finora? Che in Serie C l'ultima può vincere contro la prima, sempre. Ma non perché i giocatori sono scarsi o perché sono forti, sono motivazioni che ti portano a vincere una partita. Voglio fare un'altra domanda, tra Lecce, Trapani e Catania, chi ti ha impressionato di più, tra andata e ritorno? Trapani. Trapani, che ieri però si è giocato il campionato, se l'è bevuto ieri a Francavilla, a Brindisi. Secondo me è una delle squadre che gioca meglio e ha l'organico più forte. All'organico più forte, però ieri purtroppo ha acciccato e difficilmente Però a io 4 sarei, giornate dal termine. Cioè non ho una preferenza, nel senso sarei io contento per entrambi. come forza degli avversari. Certo, sì, il Trapani secondo me è la più forte, però per vincere il campionato non devi essere solo forte, devi saper vincere quelle partite che vanno vinte. Facciamo un giro con la parte alta della classifica in attesa della pubblicità, poi ci collegheremo col direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera e naturalmente introdurremo il discorso Cosenza e parleremo ampiamente di questo derby e poi tutte le polemiche che sono accadute e succedute. Carmen. La testa della classifica ci sta riservando un campionato avvincente. Io penso che chiunque sia appassionato di calcio, a prescindere dal tifare per una squadra nello specifico, non possa che amare un campionato del genere, dove fino alla fine non si può pronosticare chi arriverà primo. Stiamo assistendo a continue battute d'arresto, capovolgimenti di fronte e tutto ciò è molto avvincente, come dicevo, ma io vorrei segnalare quello che accadrà alla 36esima giornata, che secondo me è quella da cerchiare col rosso, che ci potrà dare veramente il verdetto, perché ricordiamo che c'è lo scontro diretto fra le due inseguitrici, Catania e Trapani, coincidenza nella giornata in cui Lecce riposerà. Quindi e ci sarà pure il derby Cosenza-Rende. Sì, ovviamente, ora stavamo commentando la testa, quindi dico, magari da quella giornata lì verrà proprio fuori il verdetto. Verdetto importante. Allora ci fanno segno della regia, poi continueremo naturalmente con gli altri ospiti. Andiamo in pubblicità, restate con noi perché la seconda parte sarà molto molto interessante. Grazie, pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, seconda parte di replay per questo 9 aprile 2018. Dovremmo avere, Carmen, una telefonata, l'abbiamo anticipata prima, dovrebbe esserci al telefono il direttore sportivo del Cosenza Calcio Stefano Trinchera, poi continueremo con i piani alti della classifica. Col giro, vediamo se è in linea il nostro direttore. Direttore? Pronto? Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio direttore, grazie per essere intervenuto. Stavamo parlando delle rende, di questa bella vittoria ieri a Matera e poi anche delle parti alte della classifica e stavamo naturalmente introducendo quello che è successo ieri nel derby, o meglio quello che non è successo ieri nel derby. Che derby è stato o non è stato secondo Trinchera? Beh, c'è un po' di delusione da parte mia, anche un pizzico di rammarico, perché il derby molto sentito nel territorio calabrese, insomma, avremmo dovuto vincerlo, però purtroppo ieri è mancato qualcosa, dobbiamo fare mea colpa e scusarci anche con i nostri tifosi, perché era una gioia che avremmo voluto regalare a loro, ma ci siamo riusciti per diverse situazioni.
Direttore, prima di dare la linea agli altri ospiti io ho notato tanto nervosismo perché i numeri insomma, dicono che ci sono stati 7 ammoniti, un espulso anche se da parte catanzarese Onesco, sono stati espulsi il preparatore atletico del Cosenza Pincente che salutiamo, così come il preparatore dei portieri Fischetti, il medico sociale del Catanzaro, il massaggiatore del Catanzaro. Voglio dire, non mi è sembrata poi una partita così, come dire, alla garibaldina, eppure ci sono stati un espulso e 7 ammoniti. Forse si sentiva troppo quest'aria di derby, questa gara in campo? Si è sentita troppo? Sì, sicuramente insomma, nell'ambiente si avvertiva una certa tensione. Io sono stato anche molto chiaro nello spogliatoio che avremmo dovuto pensare esclusivamente a fare il nostro meglio in campo, invece purtroppo in alcuni dei nostri giocatori c'è stato un po' di timore, inconsciamente ovviamente, un po' di timore, un po' di nervosismo, che poi di riflesso ha portato ad una prestazione sottotono. Sentiamo Aldo Gennam, il nostro opinionista che vuole intervenire. Vai Aldo. Voglio fare una domanda, più che una domanda è un piccolo ragionamento che le voglio fare. Io onestamente, da grande tifoso del Cosenza, ieri ho sofferto molto, perché mi è sembrato di vedere una partita tra scapoli e ammogliati, è una cosa veramente che 7.000 persone non meritavano questo spettacolo. E siccome lei è una persona che anche oggi ci ha messo la faccia, io non sapevo che era in diretta telefonica. Persona seria. Gliene do atto, però mi aspetterei nella giornata di oggi, visto che qui nessun calciatore del Cosenza c'è, che il capitano della squadra vada in una televisione dove vuole e vada a chiedere scusa ai tanti tifosi del Cosenza perché si sentono umiliati rispetto a come abbiamo giocato ieri. Sentiamo il direttore. C'è? Sì, io penso che non ci siano giustificazioni che tengano. Vedi Aldo, te l'ha già detto Leo Trinchera. Ma io adesso non voglio nemmeno fare la parte di chi deve attirarsi simpatie di nessuno. Questa è una partita che andava giocata in maniera diversa. Sì. Poi c'è anche da fare un'altra considerazione. Purtroppo nell'ultimo periodo in casa stiamo faticando perché ci sono delle squadre che vengono, conoscendo il valore del nostro organico, vengono anche per difendersi, come ha fatto ieri per esempio il Catanzaro. Però noi abbiamo fatto poco per cercare di cambiare lo scenario. Sì. Non dico che siamo adeguati al loro atteggiamento, però ecco, noi in casa dobbiamo essere più spregiudicati, perché fuori casa stiamo ottenendo degli ottimi risultati, ma questo succede perché fuori casa troviamo degli avversari che gioco forza vogliono fare la partita e noi poi ci esprimiamo al massimo. Noi invece in casa, è chiaro, con la squadra che abbiamo, con gli avversari che vengono a difendere, magari portare a casa un risultato positivo, dobbiamo necessariamente essere più spregiudicati, altrimenti facciamo ben poco. Direttore, c'è la collega Carmen Ester Artusi di Cosenza Channel che vuole farle una domanda. Vai Carmen. Non vorrei sembrare ripetitiva, però quello che vediamo in campo purtroppo ci porta a fare sempre la solita riflessione, che è quella sul reparto d'attacco. Purtroppo il Cosenza non segna. Quando è andato in gol hanno segnato dei centrocampisti o comunque non hanno segnato gli attaccanti. Ieri in sala stampa il mister ha ammesso che comunque è un dato di fatto che l'attacco sia sterile. E che farà qualcosa per cambiare? Lei che cosa può commentare al riguardo? Beh, io adesso buttare la croce sugli attaccanti non mi sembra opportuno, vi spiego anche il motivo. E questa è una squadra, come ho detto prima, che in casa soprattutto deve essere più spregiudicata, deve mettere nella condizione migliore anche il nostro potenziale offensivo di fare del loro meglio. Se un attaccante arriva sotto porta e non fa gol, allora è giusto anche criticarlo in maniera eccessiva. Ma oggi noi dobbiamo considerare la prestazione di una squadra che, come è giusto prenderci gli applausi quando andiamo a Castellammare e vinciamo, è anche giusto accettare le critiche di una prestazione che contro il Catanzaro, che a mio avviso è una squadra non di grandissima qualità, una squadra alla nostra portata, nel complesso però, cioè analizziamo una prestazione sottotono
ma non del reparto d'attacco, di una squadra che doveva usare di più in tutte le sue componenti. Giusto, doveva fare di più in tutte le sue componenti. E domenica si andrà a giocare in trasferta. I numeri dicono che il Cosenza è una squadra da trasferta, trova più spazi, riesce ad andare in gol con più facilità, mentre in casa, come diceva la collega Carmen, trova difficoltà. Direttore, domenica ci sarà questo scontro importante contro la Sicola Leonzio in trasferta. Cosa vogliamo dire? Beh, noi adesso se seguiamo i numeri, noi fuori casa insomma siamo anche una squadra tosta da affrontare, sì. Lo sanno tutti. Abbiamo fatto grandi prestazioni anche contro le prime della classe, abbiamo vinto a Trapani, abbiamo vinto anche a Catania, a Castellammare abbiamo vinto, insomma noi non è che ci spaventiamo della Sicola Leonzio, però la disamina che ho fatto prima, considerando che il nostro dollino di Maccio lo dobbiamo cambiare in casa, dobbiamo fare molto di più perché le squadre vengono a difendersi con tutti gli 11 effettivi per portare a casa anche un pareggio che è successo ieri, e noi ci dobbiamo modificare. Il quarto posto è sempre l'obiettivo della società, direttore? Beh, noi dobbiamo fare il nostro meglio. Io dico, al di là del quarto posto dobbiamo arrivare in finale, dobbiamo arrivare con la testa e con le gambe nel migliore dei modi, perché i playoff non li vince chi arriva secondo, chi arriva terzo, li vince chi arriva nella condizione mentale e fisica più idonea, quindi noi dobbiamo guardare a quello. Direttore, un'ultima domanda voglio farle per quanto riguarda la zona alta. Stasera ci sarà il posticipo tra Catania e Juve Stabia. Ieri il Lecce ha vinto a Reggio Calabria per 1-0 con un gol di Mancoso. Come la inquadra Trinchera questa situazione a 4 giornate dal termine? Io dico che tutte le partite sono da giocare, non ci sono mai partite scontate, sì. Probabilmente forse per una questione di motivazioni l'unica partita scontata che ci sarà è ad Agrigento tra Akragas e Catania tra 2 domeniche, ma l'impegno di oggi del Catania per me, anche se in molti pronosticano una vittoria facile del Catania, io non credo che sia assolutamente così. Sono tutte partite da giocare, ognuno ha il suo obiettivo, ognuno ha 1000 motivi per ben figurare, e quindi così come sarà anche per il Lecce, perché dovrà giocare in casa contro 2 squadre che lotteranno per salvarsi, e quindi partite scontate non ce ne sono. Grazie direttore, in bocca al lupo per il futuro del Cosenza, grazie per essere intervenuto qui a Replay a Teleeuropa, grazie. A tutti. E allora facciamo un giro su quello che ha detto il direttore sportivo del Cosenza Trinchera, facciamo intervenire anche Rossini. Carmine, tu gli hai fatto la domanda sulla sterilità dell'attacco, mi pare che lui è stato molto chiaro, ha detto non dipende solo dagli attaccanti, ma se non sono messi in condizione di battere a rete non arrivano palle, è inutile che insomma. Tutti è come giocare come giocare con 2 uomini in meno, 3 uomini in meno, un uomo in meno, poi si dà la croce a Perez, ma se Perez non viene servito, insomma come si deve, è chiaro che poi rimedia delle figure barbine. Carmen. No, sicuramente il ragionamento del direttore non ha tutti i torti, e ovviamente noi abbiamo visto una squadra che ci ha deluso a livello di gioco, non un singolo reparto. Ciò non toglie però che obiettivamente questa questione dell'attacco torna a ripetersi e a venire in luce costantemente, quindi secondo me un problema di fondo c'è. Ora non so bene inquadrarne le cause, certamente se a gennaio si è intervenuti con un certo impegno sul mercato, ma le aspettative sono state deluse. Ora non so se Perez era questo, Okereke era questo, se erano questi, Camigliani era questo. Oppure non sono venuti fuori qui, ecco, questa è la questione centrale, questo non sta a mai rispondere. Mister Gagliardi, inquadriamo questa situazione? Relativa alla partita di ieri? Sì, relativa alla partita di ieri, poi anche quello che ha detto il direttore sportivo Trinchera. Se c'è qualche passaggio che magari... Bisogna un attimo prescindere... Anzi, vogliamo fare una cosa, io mando gli highlights e tu ci parli di sé. Anche perché non c'è nulla da dire negli highlights, voglio dire, non c'è proprio nulla, se non un tiro di Pascali e basta così. Enzo Leonetti, se possiamo mandare, ecco qua, tranne una bella cornice di pubblico, puoi partire mister? Sì, partiamo da quella che diciamo rimane, che è stata la parte più bella. La cosa più bella da sempre quando c'è Cosenza Catanzaro. Detto questo, ecco, dobbiamo prescindere dall'avversario, quindi
parlare di una squadra che nelle ultime prestazioni fatte al Marulla diciamo, non ha smentito le attese, perché comunque questo è stato, siamo abituati a vedere. E ahimè il fatto di non uscire sempre un po' con quella cosa di dire che partita brutta non gioca sicuramente a favore di quella che Questo è è l'infortunio di sabato, che dopo 19 minuti è andato poi è stato sostituito per infortunio. È l'impegno della squadra che comunque ci mette, anzi vanno anche oltre sotto questo aspetto. Io dico che l'avversario è sempre il nome. Scusami, questa è l'azione di Pascali, che Nordi è stato molto bravo. La vogliamo rivedere, Enzo, per cortesia, col replay, se andiamo indietro, che c'è un cross di Bruccini dalla destra, Pascali che si inserisce e tira a volo, e lì Nordi ha fatto un ottimo intervento, sempre attento e preciso, questo portiere del Catanzaro, veramente un bel portiere, Carmen, poi ne parleremo. Vediamo se Enzo Lenetti riesce a farci vedere il replay. Sì, questa azione nasce da una punizione che il Cosenza ha calciato dalla sinistra, c'è stata una ribattuta dalla parte opposta e poi di nuovo il cross dentro. Ma Nordi è un portiere importante in questa categoria, è molto eclettico, è presente, guida bene la difesa. Eccolo qua, Bruccini. No, questo è il fallo su Sabato, sì, poi uscirà in barella e verrà sostituito da Riggio dopo 19 minuti e poi vedremo l'azione, e questa forse è l'unica emozione che c'è stata in questa partita. Dovrebbe essere questa, dalla destra viene squadrellato un tiro per Bruccini, Bruccini la mette al centro e qui arriva Pascali e il portiere fa veramente una bella parata. Continua, mister. E stavo dicendo appunto che purtroppo il nome dell'avversario secondo me nuoce un po' nella testa, e che ci portiamo le scorie di una settimana di alta tensione che probabilmente la stessa città deve migliorare da questo punto di vista e far sì che la squadra lavori più serena, consapevole che si fa una partita di calcio, per quanto è importante, ma rimane tale. Detto questo, abbiamo perso nell'atteggiamento anche fuori dal campo, perché ha portato nervosismo, ha fatto perdere il senso che doveva essere la vittoria e non le scaramucce che lasciano il tempo che trovano. La squadra non si è espressa perché siamo abituati a vedere ormai due squadre a specchio che occupano tutti gli spazi nella propria metà campo, nell'uno contro uno diventa difficile perché c'è poca qualità. Ecco qui Occherè che dà la sbuccia a Baclet e poi Calamai. E che è stata una delle poche occasioni create. Quindi per parlare dal punto di vista forse tattico abbiamo ritardato nel cercare quell'ampiezza che è necessaria per creare la superiorità o nell'uno contro uno, come è stato diciamo in questo caso Cherec, o nel 2 contro 1, visto che comunque... Qui è l'espulsione di Ionesco. Con Corsi e Tutino e Cherec da una parte e Tutino e Dorazio dall'altra, dovevamo necessariamente sfondare, perché centralmente c'erano 9 giocatori ben concentrati. Questo è un tiro di Cherec. Attenti dal punto di vista agonistico e tattico, quindi diventa difficile poi trovare gli spazi necessari. E qui è finita la partita. E qui è finita la partita. Enzo Leonetti, possiamo tornare in studio, grazie. Io darei la parola ad Aldo Cennamo, che abbiamo sentito Carmen, e poi anche 2 battute di Rossini, e poi andiamo a sentire gli allenatori. Franco, guarda, questa partita... Tu l'hai detto già a Trinchera, sei rimasto deluso come tutti, come i 7.000, insomma. Dai. È inutile che ci giriamo attorno. Qui abbiamo di fronte una squadra, ieri l'abbiamo visto, che non gioca al calcio, non va a calcio, non ha un modello di gioco. L'allenatore Braglia, bravissimo, quando si vuole, io sono che è il migliore allenatore che ci possa essere in questa categoria, ma onestamente cambiare continuamente modulo di gioco, squadra, formazione e via dicendo, non gioca bene a questa squadra. Adesso non c'è più la scusa neanche del campo, perché onestamente il campo ieri ha retto bene, insomma, ci sono stati i lavori fatti. Per cui, ma io non vedo una sovrapposizione, cioè gli esterni bassi con gli esterni alti proprio non vanno. Noi abbiamo giocato, ha detto bene il mister, 9 persone concentrate al centro, noi giocavamo al centro, ma sulle fasce non abbiamo fatto un cross. Poi c'è la responsabilità a Perez, sicuramente Perez non è quel giocatore che tutti pensavamo, però di grazia. Io chiedo a chi è attento a queste cose, ma quali palloni puliti? Un solo pallone pulito a Perez non gli è andato da quando lo sto vedendo a giocare a Cosenza.
Se l'attaccante Perez deve giocare con le spalle alla porta, se gol non ne farà mai. Allora c'è bisogno di trovare una soluzione. Ma siamo a 4 giornate dalla fine del campionato, che soluzione vogliamo trovare? Dobbiamo cercare soltanto in queste 4 partite di portare più punti possibili. Su questo concordo con te. Per arrivare ai playoff. Io quando non vedo una squadra che fa sovrapposizioni, che non gioca sugli esterni, quando c'è intasato tutta la parte del centrocampo, credo che abbiamo... E poi scusami, un'altra cosa importante, chiudo. Ma si può giocare con palle continuamente lunghe quando tu non hai il centravanti che ti possa fare da sponda all'altro centravanti? Ma di cosa stiamo parlando? L'unico che riesce con tutti i limiti che ha, perché secondo me deve anche farsi il mea culpa, è Barclay, che riesce, è l'unico che sa schizzare la palla per il compagno che eventualmente gli sta vicino. Ma se tu butti la palla continuamente a traiettoria in quel modo al povero Perez non farà mai gol e non giocherà mai al pallone. E quindi diciamo che Perez è diventato un bidone. Non è un bidone Perez, è che sono i centrocampisti che purtroppo non forniscono le palle giuste per fare cose. Poi non abbiamo, e chiudo, un centrocampista che detti i tempi di gioco. Palmiero ieri come è andato? Come l'hai visto Palmiero? Palmieri malissimo, onestamente. Se Palmieri è quello che abbiamo visto ieri, è meglio che sta a casa. Benissimo. Non c'è Lovizio di 2 o 3 anni fa. Se avessimo avuto Lovizio, probabilmente ieri la partita l'avremmo vinta. Anche infortunato Lovizio, però da questo nemmeno in banchina. Sentiamo il mister. Poi vorrei sentire anche Rossini. Una parziale giustificazione, perché io ho parlato di un 5-3-1-1 del Catanzaro attento nella fase difensiva e basta, perché poi fase offensiva è stata quasi zero. Proprio perché con umiltà lo stesso Marin seguiva Palmiero passo passo quando era in fase di non possesso, e quindi per lui diventava difficile. Al contrario, Maita in qualche occasione è uscito bene palla al piede, perché noi arrivavamo in ritardo nell'andare a pressare. Palmiero diventa bravo quando il compagno è bravo nello smarcarsi, e lui sa giocare di prima ed è l'unico che cerca la giocata in verticale. Quando questo non gli è possibile, perché c'è una barriera umana davanti, così come era quella di ieri tra i giocatori del Cosenza e del Catanzaro, perché ripeto, se disegni 2 squadre con lo stesso modulo 5-3-3, metti 7 uomini nella zona centrale e 7 diventano 14, in una metà campo spazio non ne troverai mai. Lei mi insegna che quando c'è questo intasamento nella parte centrale del campo bisogna cercare di far camminare la palla più veloce possibile, con scambi veloci, giocare sulle e poi i 2 esterni devono cercare di fare il cross per cercare di infilare. Ma se tu la palla la giochi a traiettoria, scusami, se dalla difesa lo stesso portiere che non fa partire l'azione dalla difesa, perché l'azione deve partire dalla difesa. Oggi il calcio moderno prevede che il portiere non va in lancio lungo, il portiere dalla palla o a quello che sta sulla destra, a sinistra, e centrale, porta la palla e si fanno gli scambi. Qui invece giochiamo sempre con parabole lunghe, pensando che Perez sia il Lucarelli della situazione e faccia gol. Ma signori, ma che calcio è questo qui? Scusate. Mi fai sentire Rossini, perché il Rende ha avuto un buon gioco contro il Catanzaro, no? Sì, è stata una partita strana, c'era il diluvio universale. Abbiamo fatto una bella guerra. Ma quando si trovano, ecco, tu che sei una mezzala d'attacco, no? Sì. Queste squadre... quest'anno fatto sia la mezzala che la punta. Perché è anche punta a volte, la seconda punta, eccetera. Sì. Quando si trovano queste squadre chiuse, ha ragione il nostro opinionista. Il calcio italiano purtroppo si lavora tanto su queste cose. Per evitare questo Se sono i moduli uguali, 5-3-2 contro 5-3-2 è un 1 contro 1 continuo, quindi chi vince l'1 contro 1 vince la partita. Nel senso, il quinto è marcato dal quinto sempre, la mezzala sempre, quindi chi ne ha di più vince. Però credo che partite come il derby tra Catanzaro e Cosenza è delicata giocarla, nel senso, quello che diceva il direttore, io sono d'accordo, quando non hai una stabilità, una tranquillità mentale, giocare in casa che devi fare a partita diventa difficile. Invece fuori, che fanno gli altri, la partita è tu, invece sfrutti il contropiede, è più facile. Però scusami. Benissimo, io scusami, devo mandare le interviste io. Ma di grazia, ma 7.000 persone non possono vedere uno spettacolo di quella portata. 7.000 hanno bisogno. Io avrei preferito perdere la partita, però giocando bene. Ma vedere una squadra che gioca in quel modo, non abbiamo fatto non riuscivamo a fare 2 passaggi, proprio di nervosismo, non lo so che cosa. I giocatori magari perdere la partita era più... Braglia la deve sapere. Ma Braglia lo ha detto, allora se mi dai un attimo la parola, visto che sono in conduzione, ti faccio sentire quello che ha detto prima Braglia, prima di andare in pubblicità, e quello che ha detto Panca. Enzo Leonetti, vogliamo andare a sentire per cortesia Braglia? Grazie.
verità è questa, abbiamo giocato pochissimo, quando l'abbiamo fatto, quelle 2 o 3 occasioni le abbiamo fatte, però ci siamo limitati, specie nel primo tempo, a rimettere sta palla su senza metterla a terra e giocare. Catanzaro si è presentato per prendere il punto che gli serviva, non si è mosso da lì, non ha fatto un tiro in porta. Noi abbiamo avuto 2 o 3 occasioni che si gira bene e poi dopo cambia la partita, perché se si aprono è un'altra partita. Ma ultimamente stiamo vedendo questo film anche troppo, perché è venuto a Siracusa e ha giocato come il Catanzaro. Catanzaro ha giocato come il Siracusa, poi vengono la Regina, idem, Agragas e compagnia bella, il Lecce lasciamo perdere, secondo me ce l'hanno anche rubata. Perciò cercheremo di cambiare qualcosina e di fare qualcosa di diverso quando giochiamo a casa. Questa è una squadra che è abituata a giocare così ultimamente. Purtroppo abbiamo fatto, fra virgolette purtroppo, perché poi è stata la nostra fortuna. Abbiamo trovato degli equilibri ben precisi, prendiamo pochi gol, ne facciamo pochi in casa e ne facciamo qualcuna in più. Siamo arrivati che eravamo in difficoltà, abbiamo cercato di porre rimedio e ora dobbiamo cercare di svoltare un attimino quando giochiamo in casa, vediamo di fare qualcosa di diverso. Qualcosa ce l'ho in testa, vediamo se poi va bene però. E allora, simpaticissimo come sempre, Braglia non le manda a dire, caro Aldo, te l'ho fatto ascoltare, dobbiamo inventarci qualcosa in casa. Mancano 4 partite, 2 in casa e poi ci saranno i playoff. Lui ha detto una cosa giusta. Infatti, Però ha detto una cosa giusta, ma nel momento in cui dice una cosa giusta, Siracusa, Akragas, Fondi, Regina, allora che devi capire che Akragas. tutti vengono, allora devi trovare il meccanismo per rompere questo equilibrio che le altre squadre ti creano per fare gol. E se no siamo a 4 giornate, quando lo troviamo? Punto. Enzo Leonetti, Pancaro, Pippo Pancaro, allenatore del Catanzaro. La partita è stata questa, è stato un derby importante, tutti quanti sappiamo l'importanza che ha questo derby, sia per le 2 città, per le due tifoserie. Per noi aveva anche un'ulteriore importanza, che era quella di fare punti per la classifica, per salvarci. Non è stata una partita bella, ma da un punto di vista dell'attenzione, della determinazione, della voglia, del combattere, la squadra oggi è stata perfetta. Secondo me è stata una partita molto equilibrata. Le uniche occasioni da gol che ci sono state occasioni nate da episodi sporadici, sia per noi e sia per loro. Era una partita da 0-0 ed è finita 0-0 senza che, penso che nessuno ha schiacciato nessun altro. Poi è normale che il Cosenza sta lottando per la 4ª posizione di questo campionato. Noi stiamo lottando per salvarci e penso che oggi abbiamo giocato alla pari. A me piace fare un altro tipo di partita, però in questo momento serviva questa partita qui e questa partita qui abbiamo fatto. Adesso dobbiamo recuperare più energie possibili, perché poi domenica abbiamo una partita vitale per noi. È stato anche onesto Pippo Pancaro, ha detto noi giochiamo in maniera diversa, però era una partita dopo il 4-0 che doveva essere interpretata in questo modo per portare a casa un risultato positivo, e così è stato. Abbiamo pubblicità? Benissimo, e poi introdurremo il discorso del presidente Noto del Catanzaro in curva. Pubblicità, Enzo Leonetti, grazie, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, Aldo, siamo rientrati in studio, qui arrivano un sacco di mail, di messenger, un sacco di amici, E che è successo? Non è finito. Vedi che siamo in onda, ma siamo in onda. No, stavo dicendo che stavo leggendo un po' di commenti, Massimo Dionesalvi, Trentinella, attaccanti scarsi, anche Trapani, Catania, le squadre di alta classifica, Juve Stabia giocano contro queste squadre che si chiudono, però poi alla fine riescono a trovare il pertugio giusto, quindi insomma poi chiaramente il tifoso va allo stadio, paga il biglietto e quindi
poi alla fine può anche criticare, magari applaude quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male invece chiaramente si rimane tutti con l'amaro in bocca. E allora, siccome ci hanno sollecitato la situazione che si è venuta a creare ieri, c'è una risposta anche da parte del responsabile della sicurezza, che salutiamo, del Cosenza Calcio, Luca Giordano, per quello che si è venuto a creare ieri. Poi leggeremo anche la nota dell'Aggi pubblicata anche da Cosenza.it, da qualche altro organo di stampa, che riguarda il presidente Noto, che aveva praticamente, erano 7 dirigenti accreditati, ma in tutto, caro Aldo, una trentina mi pare, no? No, io so 15 persone. 15-20, mi diceva Luca Giordano che abbiamo sentito prima di andare in onda che loro hanno sottoposto al GOS, quindi alla sicurezza, a quest'ore, la situazione, perché è una partita ad alto rischio, e quindi è stato stabilito per 7 persone l'ingresso in tribuna VIP e per tutte le altre in un settore diverso. È considerato che la tribuna B ancora non è agibile, e queste persone, al seguito del presidente Noto del Catanzaro, praticamente sono state mandate in curva nord, a fianco c'erano i tifosi 460 del Catanzaro. Questo il presidente, mi dicevi tu, non era a conoscenza di questa situazione, poi il presidente si è reso parte diligente e è andato, ecco qua, vediamo la foto del presidente Noto in tribuna. Dicevo, il presidente Guarascio si è messo subito a disposizione, è andato a fine primo tempo a salutare il presidente Noto, c'è stato praticamente il catering, hanno fatto mettere le macchine, le autovetture all'interno dello stadio. Diciamo che la società del Cosenza Calcio ha fatto appieno il suo dovere. Chiaro che poi si è scatenata il discorso del campanile, cara Carmen, sui social, e di conseguenza il Cosenza Calcio ha voluto chiarire attraverso il responsabile della sicurezza, Luca Giordano. Allora, vogliamo andare a leggere, per cortesia? Mi dai una mano? Grazie. Vado a leggere testualmente il virgolettato. Sì. Allora, il Catanzaro ha fatto richiesta per oltre 40 accrediti. La società Cosenza Calcio dedica solitamente il settore della tribuna Rossa Nord agli accreditati ospiti, però c'è da considerare che il settore di Rossa Nord si trova proprio sopra la tribuna A, dove sono presenti i tifosi del Cosenza. Sì. Visto che vi fu un precedente con il Lecce alcune settimane fa, dove alcuni dirigenti salentini vennero fatti oggetto di lanci di oggetti e contestazioni, con addirittura un tifoso che tentò di scavalcare la balaustra, la Questura di Cosenza, proprio su precisa disposizione del Questore, ha disposto che per la gara di ieri solo un numero strettamente limitato di persone, 7, avrebbe potuto fare accesso alla tribuna VIP, con l'aggiunta di ulteriori steward per garantire la massima sicurezza. Poi conclude: ci siamo immediatamente adoperati per sistemare in tribuna i 7 dirigenti del Catanzaro, tra cui il presidente Noto, mentre tutti gli altri ospiti del Catanzaro, per lo più le famiglie dei calciatori, sono stati accolti e fatti sistemare in un settore che garantiva loro la massima sicurezza, considerando l'inagibilità della tribuna B, l'unico settore libero in totale sicurezza che non fosse a contatto con i sostenitori di casa era quello della curva nord. Volontariamente, precisa, il presidente del Catanzaro e i dirigenti hanno deciso di sedersi, qui c'è un errore, in curva nord, rifiutando l'accredito in tribuna VIP. E poi dice: ci tengo a precisare che tutto è avvenuto in totale sicurezza e con la massima ospitalità da parte nostra, quindi da parte del Cosenza Calcio, e quello del presidente Noto con i suoi gli amici al seguito e i dirigenti al seguito. E con tanto di servizio catering, bar, il parcheggio, come dicevi tu, di tutte le loro auto all'interno dello stadio, servizio steward che ha accompagnato tutti e quant'altro. Quindi vale questa dichiarazione, secondo me, a scagionare la società del Cosenza da qualsiasi accusa di inospitalità. Benissimo. Allora, io prima di andare avanti, ce ne sono tante mail che stanno arrivando, anche Elio Principato che ti invita a dire, dice Mancenno, dice queste cose, Braglia, ma come si fa a vincere se si gioca contro una squadra chiusa come il Catanzaro con una mezza punta? E basta così. E poi tanti altri, anche Silvia, saluta tutti, saluta te in particolare, sei stato bravo, eccetera, quindi salutiamo anche Silvia che sta seguendo, sperando praticamente di averla con noi il lunedì prossimo. Allora Aldo, tu eri vicino al Presidente, abbiamo letto, Carmen ha letto quella che è stata la dichiarazione che ha fatto il responsabile della sicurezza Luca Giordano, che salutiamo. Come inquadri la situazione? Ma io lo inquadro così, guarda, io innanzitutto mi sento di ringraziare non solo il Presidente, ma io ho preso la cosa perché il dottore Federico, che era vicino a me, ha spiegato tutta questa situazione, e devo dire che il Presidente immediatamente ha preso questa cosa, si sono adoperati sia il Presidente che Federico per cercare di, tra il primo e il secondo tempo, di mettere riparo
a qualcosa che secondo me non dovrebbe mai accadere, perché queste cose accadono quando qualche giorno prima non si è preparati a sistemare la situazione per quanto riguarda gli ospiti. La società del Cosenza non ha assolutamente nessuna responsabilità, tant'è vero che io e Federico io mi sono permesso da tifoso per cercare di un pochino di stemperare il clima che si è venuto a creare, e siamo andati anche dall'altra parte perché c'è stata anche una situazione imbarazzante che mi ha onestamente anche urtato personalmente. Il sindaco di Cosenza si è fermato non più nella tribuna VIP ma nella tribuna laterale alla tribuna VIP, quindi neanche il sindaco della città. Quindi la famosa tribuna rossa. Sì, tribuna rossa, dove c'era anche l'assessore Spataro, c'era l'assessore allo sport del comune di Cosenza, quindi c'era una situazione imbarazzante. Probabilmente il sindaco, sensibile al fatto di aver saputo che il presidente del Catanzaro si era dovuto accomodare nella curva nord, ha pensato che sarebbe stato il caso che lui avesse anche fatto qualche passettino indietro e mettersi nella tribuna laterale. Anche il sindaco Manna è stato messo in una posizione un pochino più riservata, sempre nella tribuna VIP, tant'è vero che ci siamo salutati. Io sono andato con Federico a vedere la situazione, c'era col sindaco, stava parlando mi sembra il questore, mi pare che non so, c'era mi pare che il questore, hanno cercato il presidente immediatamente, sia Guarascio che Federico, e gli devo dare atto a Federico, sono andati nella tribuna nord dal presidente Noto, hanno chiarito la cosa. Il presidente Noto, che è persona per bene, una persona disponibilissima, una persona molto garbata, ha capito la situazione e si è chiarita la cosa. Smussiamo la situazione, il Cosenza si è comportato, però devo dire che un po' di organizzazione in più non guasterebbe. Benissimo. Perché onestamente qualcosa non ha funzionato. Benissimo, qualcosa non ha funzionato, allora noi, siccome il tempo corre, e allora noi andiamo a vedere la sconfitta della Regina. Mister, la commentiamo insieme, questo gol di Mancuso, il Lecce ha vinto per 1-0. Enzo Leonetti, ci fai vedere per cortesia le immagini del granillo di Reggio Calabria, Regina Lecce 0-1 Mancuso. Ecco qua, le commentiamo insieme, mister. C'è il Lecce, che è un attacco del Lecce in avanti in maglia bianca, Regina solita maglia amaranto, Bianchimano è stato uno dei migliori. Forse la Regina non avrebbe meritato questa sconfitta. C'è un cross dalla destra, il preda del portiere. Lecce in avanti e questo è il gol. Ecco, vediamo il gol. Ecco, mister, allora se lo vogliamo rivedere col replay e poi gentilmente... C'è poco da commentare, c'è stata una leggerezza del difensore che... Eccolo qua. C'è un centrocampista della Regina che dalla palla ha fatto praticamente l'assist a Mancoso. C'è il cross dalla sinistra di Ciancio, mi pare, o no? Arriva Mancoso, lì il giocatore della Regina purtroppo c'è un errore sbuccia la palla e questo è il gol vittoria. Enzo Leonetti, torniamo in studio perché abbiamo visto il gol, ecco, e dicevi, insomma, mister, c'è stato proprio un errore abbastanza grossolato della difesa. Abbastanza veniale ed evidente, perché penso che sia il ragazzo lì che invece di buttarla sull'esterno voleva metterla in campo. È un errore abbastanza da matita blu. Un errore da matita blu, dice mister Gagliardi. Enzo Leonetti, mi fai sentire a Genore Maurizio, l'allenatore della Regina, perché Cara Carmen si è fatta veramente delicata la formazione, diciamo, la situazione in classifica della formazione Amaranto, E quindi vediamo Maurizio quello che dice, quello che ha detto, cioè a fine gara contro il Lecce. Vai Enzo. Credo che la nostra squadra, la Regina, meritava molto di più della sconfitta. In questo punto della stagione non credo che sia così tanto importante le prestazioni, che comunque servono per fare il risultato, ma conta molto fare punti. Non ci siamo riusciti, e nonostante abbiamo fatto un'ottima gara, e ci dobbiamo interrogare perché non ci siamo riusciti nonostante l'ottima gara. A questo punto della stagione conta fare il risultato. E gli errori si pagano a carissimo prezzo, e questi sono errori individuali che sono difficili da assorbire, soprattutto dopo pochissimi minuti di partita, e ci ha condizionato molto. Ci abbiamo messo un po' 10-15 minuti per riprendere, e poi credo che abbiamo dominato il lungo e il largo, abbiamo cercato di giocare, ci siamo riversati nella loro metà campo con rabbia, con veemenza. Purtroppo non siamo riusciti a fare gol. Credo che se andiamo a vedere le prestazioni di Trapani e Lecce in casa, la Regina abbia fatto delle prestazioni importantissime. Sono molto rammaricato di questo risultato, però dai, andiamo a fare il risultato a Bisceglie,
lavoriamo questa settimana a fare tutta la Bisceglie e ci togliamo di dosso un po' di pensieri. Ok, allora torniamo in studio. Maurizi è stato molto chiaro, ci andiamo a fare il risultato a Bisceglie, contro il Trapani prima e il Lecce dopo non meritavamo le 2 sconfitte, però l'ho visto abbastanza sereno, quindi prima o dopo poi Bianchimano la metterà dentro sicuramente, noi faremo il tifo anche, caro Aldo, per la Regina perché è una squadra calabrese. Un giro sulla situazione della Regina. Carmine, vai. Allora, la situazione della Regina è sempre più critica, c'è da dire che il calendario forse non era complice di questo riscatto che avrebbero dovuto attuare. Purtroppo io, come dicevi tu, ci terrei alla salvezza di tutte le calabresi, non fosse altro perché al di là del campanilismo a noi piace vivere i derby, che sono le partite forse più sentite, almeno dai tifosi, perché abbiamo visto che in campo poi abbiamo altre risposte, però io vorrei un girone C anche l'anno prossimo con tutte le calabresi a sfidarsi. Mister Gagliardi, Regina e lì, borderline. Sì, ma che la Regina dovesse lottare fino all'ultimo, questo insomma era risaputo anche dall'inizio del campionato. Penso che ieri, più che la sconfitta contro il Lecce, abbia fatto male il risultato della Paganese a Fondi, che ha 5-4, risultato tennistico dicevamo. Risultato non da partita di campionato ma da amichevole. E il Fondi ha cambiato l'ennesimo allenatore, dopo Sanderra è arrivato Luiso. Sì, 0-3, 4-3, 4-4, 5-4, insomma. Non è da squadre che giocano con il coltello tra i denti, ma tra squadre allegre questi risultati. Poi, ritornando alla Regina, ripeto, c'è la consapevolezza che si deve lottare fino alla fine. Io sono abbastanza ottimista perché ne ha la possibilità, a patto che ecco, la gioventù non sente il peso della maglia e quindi nelle ultime partite possa pagare a caro prezzo questa mancanza di esperienza che la squadra probabilmente nel suo insieme ha. E allora è un punto, Rossini, la Regina sopra la zona a rischio, la zona calda. Sì, come la inquadri tu questa situazione? L'hai incontrata la formazione di Maurizi? Sì. Insomma, non merito onestamente. No, all'andata mi ha fatto una bellissima impressione, è stata la nostra prima partita in Lega Pro con la maglia del Rende e abbiamo vinto 1-0 all'ultimo, all'80esimo. Al ritorno però, insomma... Al ritorno invece è stata un'altra storia, forse... Avete vinto 3-0. 3-0 avete vinto a Reggio Calabria. Sì. Però io per il contesto, per lo stadio, per la tifoseria, per la storia spero che la Regina rimanga in categoria, anzi l'anno prossimo ambisca a vincere il campionato. Benissimo, comunque... Aldo Cenema, allora tu sei stato sempre vicino ai colori Amaranto, sì. Conosci il presidente che sta in questo momento soffrendo per questa situazione. In come ha detto mister Gagliardi, non meritava. Secondo me la Regina alla fine si tirerà fuori perché c'ha sono tutte le condizioni per poterlo fare. Ieri ha perso, ieri una partita tranquillamente di 0-0 se il difensore non facesse, purtroppo capita quell'errore. Per il Lecce è un po' di ossigeno, ma se stasera Catania Juve Stabia dovesse dare come io prevedo che vinca il Catania, secondo me i 9 punti che il Lecce aveva in classifica sono stati dilapidati e probabilmente alla fine il Catania vince questo campionato. E questa è stata sempre, diciamo, la tua posizione dai tempi, voglio dire, da quando abbiamo avuto la telefonata anche con Mauro Meluso, quella famosa querelle che io sostengo. Lui è un esperto, io non capisco niente di calcio. E così ti ha detto, però vedremo alla fine poi lui chi è bravo. Avrà avuto ragione. Ha vinto tanto lui. Vabbè, questo non mi interessa se ha vinto o non ha vinto, avete due posizioni differenti, l'importante è che poi ci sia stato, come dire, un chiarimento. Tu sei della tua posizione pro Catania, lui fa il direttore sportivo del Lecce e naturalmente... Tanto che lui è venuto a Cosenza quando il Lecce ha pareggiato, ha esultato e ha messo il Zubbuglio alla tribuna. Va bene. Lasciamo stare, abbiamo capito. Allora Enzo Leonetti, a Carmine la parola, andiamo a vedere il prossimo turno, siamo a 4 dal termine, vediamo praticamente il cammino delle calabresi. Prossimo turno, vai Carmine, voce alta, ci vedi bene, sì? Benissimo, allora puoi andare. Vedo. Allora, Acragas Catania. E questo è un turno favorevole, come diceva Trinchera. Bisceglie Regina, Catanzaro Siracusa, Juve Stabia Monopoli, Lecce Fondi, Rende Casertana, Sicula Leonzio Cosenza, Trapani Fidelissandria, Francavilla Matera. E allora partiamo dalle zone, diciamo, alte, Lecce e Fondi è scontato quasi.
o no? No, scontato non diamo più niente perché Perché c'è il toro di Sora lì a Fondi adesso. Guarda. È uno che faceva il centravanti, il signor Luiso, Guarda, quindi tutti gli 11 in Franco, attacco. che poi è il bello del calcio. Io ieri ho visto Milan e Sassuolo. Sì, l'ho vista pure io. 25 minuti dal termine, il Sassuolo ha 3 uomini a terra con i crampi. Il Milan sta attaccando, pensi di tutto, tranne che possa segnare il Sassuolo. È vero. Sassuolo. E lì Politano, l'unica occasione che ha avuto il Sassuolo, l'ha piazzata. Diciamo che il campionato ormai è una delineato. corsa a 2 tra Catania e Lecce, con il Catania secondo me favorito perché le squadre di Lomonico se si mettono davanti a 4 giornate alla fine difficilmente poi sbagliano. Calendario alla mano, poi forse l'unica partita è a Matera se non sbaglio che dovrà andare a fare risultato il Catania, ma non si sa che Matera o se lo troveranno in Matera che gioca, quindi anche questo è un dubbio che favorisce i siciliani. Parliamo delle calabresi, mister. Il Cosenza che dovrà andare in trasferta contro il Cosenza la deve Sicola stare Leonzi, attento Rende perché che giocherà in casa invece con la Casertana, poi sentiremo anche Rossini. Il Cosenza deve stare attento perché intanto si porta dietro queste scorie del post derby che non è piaciuto alla tifoseria e secondo me anche in settimana porterà un po' di clima un po' così ostile. In più trovo una squadra che è ritornata a giocare nel proprio campo, che è davanti a dei giocatori sempre veloci, rapidi, che hanno un po' di entusiasmo, la tranquillità. Arcidiacono, Arcidiacono, Bollino. Lescano, Bollino, D'Angelo, sono giocatori che in questa categoria fanno sempre bene, ma al di là dei giocatori, ti ripeto, hanno la classifica ormai che gli permette di giocare spensierati e quindi sono avversari sempre temibili. Il Rende bisogna... Rende Casertana, la Casertana sta bene in questo periodo, Io mi rivolgo ai tifosi, visto che ho sentito parlare che qualcuno si è lamentato. Devono applaudire. È vero. Nel riscaldamento fin quando non escono dal campo, a tutti, perché devono essere fieri e contenti di una squadra che ha dato solo soddisfazioni, ha portato a compimento quello che doveva essere il suo campionato con 10 giornate d'anticipo e sta addirittura parlando di quello che è un futuro abbastanza roseo che il Presidente sta cercando di fare e se glielo consentono, secondo me, diventerà ancora di più un fiore all'occhiello per il Sud. Rossini, allora, naturalmente ti interrogo sul Rende, no? Su questo Rende Casertana. Sì, andiamo a affrontare il nostro ex portiere, tra l'altro, Francesco Forte. Forte. Sì, Poi c'è anche un ex giocatore del Cosenza. Io non lo so. Ciccio De Rosa. Pinna, Danna e De Rosa, anzi, 3 sono. Per noi sarà una partita importante perché arriviamo da una vittoria, però per noi nessuna partita è facile per noi. Trocini ha bandito i cali di concentrazione, questo dice sempre, cercate di stare sempre sul pezzo. Sì, quello sì, però credo che in una stagione sia un po' fisiologico, nel senso il calo fisico e mentale, poi raggiungi l'obiettivo con 2 mesi anticipo, magari i giocatori meno pronti abbandonano un po' magari mentalmente diciamo, la concentrazione giusta, però questa vittoria ci ha permesso di poter tornare in corsa. È vero. Aldo Cenno, ma allora inquadrami per cortesia Leonzio Cosenza e poi Rende Casertana e poi diamo la parola a Carlo. Il Cosenza, giustamente come diceva il mister Aguilar, deve immediatamente dimenticare non solo il pareggio, ma proprio il modo di giocare, di approcciare questa partita contro il Catanzaro, e quindi deve cambiare mentalmente, totalmente proprio metodo e anche cosa di gioco. Deve giocare come gioca fuori casa, se si gioca come gioca fuori casa, perché tutti dicono che il Cosenza fuori casa gioca meglio e i risultati si vedono, probabilmente da questa trasferta possiamo trarne beneficio. Se invece dovesse approcciare la partita come l'ha approcciata domenica, e non me lo auguro, il Cosenza ma è una partita difficile, perché se il Cosenza non fa risultato con la Leonzio, la classifica incomincia ad essere pesante, si va giù, siamo lì tra la settima e all'ottavo posto, no? e l'11° posto, non è che ci sia così questo divario enorme. Il Rende Casertana. Dal risultato di Matera e dai 3 punti che ha fatto a Matera ha una partita in casa con la Casertana, squadra difficile perché è una squadra che si è 3-5-2, no, in una posizione tranquilla, ma il Rende secondo me, se vuole puntare, come io mi auguro e glielo auguro, al 4° o 5° posto, da questa partita deve uscire con i 3 punti. Il pubblico gli dovrebbe dare anche una mano,
Cioè, l'ambiente ormai sa che questa squadra ha passato un momento difficile, oggi a Matera non era facile, ha vinto, con la Casertana si gioca un bel pezzo non dei playoff ma del quarto posto o del quinto posto. Allora, chiudiamo con Carmen e poi ci deve dare Sì. una notizia di un triangolare, anzi daccela subito, salutiamo Matteo Garritano che organizza tutto questo, lo puoi andare a vedere? Sì, a leggere? vi ricordo l'appuntamento con il terzo torneo organizzato dall'SD Jordan di Montalto. Di Montalto, la Jordan, sì. Sì, si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio proprio a Montalto, questo torneo che vedrà protagoniste diverse categorie, dagli esordienti, pulcini, primi calci e nuove leve, con la partecipazione di diverse squadre professioniste. Quindi dal 28 aprile al 1 maggio a Montalto. E allora, in chiusura, naturalmente tocca chiudere a te, e parliamo naturalmente della trasferta del Cosenza contro la Leonzio e di Rende Casertana. Poi andiamo ai saluti finali. La partita che aspetta il Cosenza sulla carta per me è da tripla. Non mi azzardo più a fare pronostici perché questo campionato ci ha insegnato che tante volte arrivano dei risultati a sorpresa, stessa cosa dicasi per il Rende, però effettivamente secondo me Rende Casertana, giusto Rende Casertana? Sì, bella partita Rende Casertana. Una bella partita perché loro stanno tornando a essere quelli che erano, la Casertana ultimamente è stata diverse volte pericolosa, secondo me quella potrebbe essere una partita interessante da guardare. E allora ricordiamo, siamo in chiusura, ricordiamo che il Cosenza giocherà in trasferta a Lentini contro la Sicola Leonzio alle 18:30 se non erro, mentre il Rende giocherà in casa al Marco Lorenzon sempre domenica alle 16:30. Enzo Linetti, se mi dai l'ok io vado a salutare gli ospiti perché abbiamo trattato un bel po' di argomenti, siamo in chiusura, grazie a Carmen Ester Artusi di essere stata con noi, di Cosenza Channel, speriamo di averti prossimamente sempre qui a Replay, piacere. Insieme alla nostra con Silvia Giulianelli, che le auguriamo un in bocca al lupo naturalmente, auguri di una pronta guarigione. Grazie al mister Gagliardi, puntuale e preciso come sempre dal punto di vista tecnico-tattico. Su Cosenza Channel leggiamo anche il punto di Gianluca Gagliardi per quanto riguarda appunto l'esame tecnico-tattico delle partite del Cosenza. Grazie al goleador e al bomber del Rende Calcio, Riccardo Rossini, che viene da Milano, ha giocato nel Gian Ermini, ha giocato l'anno scorso nel Piacenza, che a Rende si trova bene. Sì, benissimo. Hai detto che ti trovi benissimo, mi fa piacere per te. Grazie e naturalmente grazie al nostro Aldo Genova che ha messo tanta carne a fuoco anche oggi. Salve. E ha chiarito alcune situazioni, anche quella riguardante appunto la situazione del presidente noto del Catanzaro. Grazie a tutti e noi ci rivedremo lunedì prossimo, sempre alle 15, sempre su Teleuropa Network. Da parte di Franco Seghetti è tutto. Arrivederci, alla prossima! Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.